Ma voi l'avete visto il gatto? Io per il momento no, però questa settimana un'anziana del paese mi ha detto che guardando il campo di frumento, gli anziani agricoltori dicevano: a marzo non si vede il gatto. Ma che cosa significa? Ho detto: signora, a marzo non si vede il gatto. Quando negli anni e nella storia si usava nella pratica contadina seminare verso fine autunno o inizio inverno, nel mese di marzo il frumento era già sufficientemente alto, quindi potremmo azzardare che potesse arrivare ad essere alto 20-25 centimetri, quindi un'altezza tale che se ci fosse stato un gatto in mezzo al campo non si sarebbe potuto vedere. Ora la pratica agraria ha cambiato questo modo di intraprendere le semine, di affrontare le lavorazioni, e quindi i detti della tradizione popolare diciamo che hanno una validità relativa, però è sempre bene ricordarli. Voi avete qualche detto legato al mese di marzo e al campo di frumento? Se ce lo volete raccontare, vi invito a scriverlo qui sotto. Ciao!